amici del grande wrestling, un saluto dal commentatore veneziano. Finalmente questo saluto perché siamo a SmackDown in maniera ufficiale ormai, in maniera definitiva e siamo contro Brock Lesnar. Ragazzi, siamo contro il Brock, questo sì che è un match durissimo perché se Big Show è sicuramente un super avversario, il Brock Lesnar è veramente un animale. Ok, vai Kume. Siamo contro Brock Lesnar, ecco. E contro il Brock sono cazzi. Aia. Il Brock, Aia. Attenzione, il veneziano soffre. Il veneziano soffre. No, ma che cazzo però. Io non sto capendo niente. Mi hanno avvisato che questo era forte, Lo sapevamo, il Brock si conosce. Ok, bravo Kume, dai gorilla, Brock Slam. Bravo Kume. C'è anche il Kume nel match. E ogni tanto apriamo con le sottomissioni. Però sono veramente una pippa ancora con le sottomissioni, purtroppo. Bravo Kume, bravissimo. Dai che gli diamo fastidio, Ok. Dobbiamo anche esaltare i fan perché i fan hanno bisogno di match grandiosi, incredibili per poter amare Kumendone, per poterlo amare e soprattutto per andare avanti con i fans e cercare di arrivare il prima possibile al match per il titolo perché lo voglio. Ecco. Ma come riesce a difendersi dalla contromossa di Brock Lesnar. Cioè, signori. Bravo Kume. Il Kume sta veramente massacrando anche il Brock, ragazzi. Stiamo massacrando anche il Brock. E arriva anche la Spinebuster kumendiana. Ormai il Kume è veramente un fenomeno. Ormai veneziano è veramente un fenomeno. Vediamo se arriva la pedigree che sancisce la fine anche del Brock. Forse si salverà la prima. 1, 2 e si va a vincere. Il Kume non ha più rivali ormai, Il Kumendone non ha più rivali. Grande Kumendone. E il Kumendone festeggia, ma attenzione! Oddio, The Shield. Qui si mette male, ragazzi. Sono arrivati quelli della The Shield. Eccoli qua. Ai, che succede, ragazzi? Merda. Oh merda, nave 3 contro 1, fate schifo. Ai, il Kumendone qua rischia. Non arriva nessuno a supporto? Qualcuno a supporto? Niente. Ai. Eccola qua la tripla mossa. Bene. Eccoci qua. Bene, molto bene. Veneziano. Veneziano massacrato. Direi che è andata bene, è stato un match positivo perché ho massacrato il buon Brocca, però poi i The Shield mi hanno veramente maciullato il pacco. Adesso vediamo un po' la situazione. Come faccio per diventare buono o cattivo? Questo non l'ho capito. Foto memorabile. Ma stai zitto. Adesso vediamo cosa succede.
Adesso mi faranno fare un 3 contro 1, ma speriamo di no, perché prenderà abbastanza le bombe in un 3 contro 1. Entra Veneziano. Eccolo qua il Cume. Sempre fiero e ancora. The Shield ancora. Aia. Eccoci qua. Peggio di così non poteva andare. Peggio di così non poteva andare. E mo che cazzo famo? E mo che cazzo famo? Ah, su cosa sono infortunato? Non lo so. Adesso mi rompere i coglioni anche questi, porca puttana. Ok. Sì, foto memorabile, vai. Comunque siamo al secondo anno della WWE in realtà, eh. Quindi siamo veramente all'inizio. Stai giù. Nessuno vuole, non devo diventare nuovo volto, vabbè, oh cazzo. Vai, siamo contro Batista. Tanto arriverà ancora la Shield, cioè sono sicuro che ormai arriveranno sempre a smaronare i coglioni. Cioè ormai abbiamo capito che è un atto di fatto. Sono invidiosi perché io sono figo. Vai. Siamo contro l'animale. Siamo contro l'animale. Battista versus Veneziano. Ecco. Bravo Cume ormai, però mi sta parando veramente alla grande. Andiamo a colpire la gamba di Battista. Ma il Comedone è sempre più mosse nel background. E la camminata del campione. No, che cazzo ho fatto? Sbagliato. Lo sfottiamo un po' il grande Battista. Sgambetta Battista. Sgambetta Battistone. Ecco. L'animale si incazza adesso. Ai ai ai. E il Cume si para però. Ancora Battista. Come forse risente comunque della fatica. Calcione bellissimo di Veneziano. Forse il Comedone sente un po' della fatica, però dopo veramente 2 attacchi della Shield. 2 attacchi brutti onestamente. 2 attacchi senza ritegno. Buono Cume. Ciao Battista. Pugnazzi a Battista, eccolo qua. E abbiamo la special, vediamo se riusciamo a fare la Spinebuster. Vediamo se arriva la Spinebuster. E arriva la Spinebuster Cumendiana. Mossa finale caricata. Mossa finale caricata. Attenzione, pedigree del Comenda. Pedigree del Comendone. Pedigree. Boom boom. Ok. E possiamo schienarlo. No, prima il Cume vuole fare questa cosa proprio per deridere l'avversario. Vai. 1, 2. E Battista si salva. It's incredible. Battistone di miei coglioni. Poi il Cume vuole infierire su Battista. Lo mette all'angolo. Calci, pugni, di tutto. Di tutto e di più. Ancora pugni sulla testa. Il veneziano veramente si sta sfogando dopo le umiliazioni della The Shield. Attenzione Battista, prova una contromossa, vediamo. Ma ancora veneziano, cioè non c'è niente da fare, Fioi. Non sbaglio più un colpo ormai. Non sbaglio più un colpo. E anche questa, tanto per gradire. Tanto per gradire veneziano, fa capire veramente di essere il più grande. Può diventare veramente una leggenda della World Wrestling Hit.
Attenzione, prova a vincere per sottomissione il Cube. Rope break, maledetto, maledetto. Qua Battista è riuscito a fregare il Cumendone. Questa non ci voleva. Ai ai ai. Battista prova una piccola reazione. Battista prova una mini reazione. Mini reazione del Battista. Suplex di Battista, ma stiamo tranquilli perché in realtà sappiamo che basta un niente per perdere un match. Soprattutto quando sei tranquillo. 1, 2, Battista si salva ancora. Mamma mia, il Comandone sta veramente massacrando Battista, lo stiamo massacrando. E il Cume prova la mossa finale, il Cume la prova. Attenzione, prova la seconda pedigree e questa è quella decisiva. Pedigree del Cume. Ecco, calcione finale per renderla personalizzata. E vai. 1, 2 e 3. Ciao, ciao Battista. Servito anche Battista. Adesso vediamo se ci saranno ancora i 3 cazzoni. Vediamo un po', Veneziano sembra stanco. Vai Cume, comunque il Cume si vede delle sua gloria. Attenzione, ancora Roman Reigns, ancora. Spear devastante. E si continua, ragazzi, sarà una rivalità, penso, veramente con i controcoglioni, perché qua mi stanno massacrando ogni settimana. Ok,